Ma c'è il divieto delle uova. No. Buongiorno, oggi vloghino dopo tanto tempo e vi portiamo con noi al Sentiero delle Facce. Che cos'è, amore? Un sentiero sui Colli Ugani in cui ci sono delle statue. Ripartiamo, un sentiero dove ci sono delle facce scolpite sulle rocce, 10 giusto? facce per la precisione, c'è stato riferito. E ma perché lo facciamo? Per prepararci al Per prepararti Per prepararci al trekking previsto per visitare il cratere di un vulcano dove? a Fuerteventura, Calderón Hondo. E comunque raga, non so, penso che abbiamo sbagliato un po' colle, perché è l'unico colle tra tutti i Colli Ugani che ad aprile, cioè Secco. primavera, è secco e arido. Intanto mostraci il tuo outfit. Vediamo il tuo outfit dalla testa ai piedi. No, scusami, dai piedi alla testa. Comunque fa troppo ridere che abbiamo appena iniziato e veramente, cioè... Vabbè, allora parliamo per distrarci. Allora, lungo questo sentiero, questa camminata, ci sono delle facce scolpite sulle rocce, come vi dicevamo prima. Qualcuna leggevo che è addirittura nascosta, quindi dovremmo cercare insieme, le conteremo, amore. In teoria dovrebbero essere 10, ma vediamo. Questa è la tecnica migliore per non fare fatica in salita. No, però in realtà, perché dice sentiero di là, di là e di là? Per tutti e tre dobbiamo farlo. Perché è ad anello, amore. Ok, Stavamo notando che nonostante sia primavera, qua non sembra primavera. Guardate, è tutto secco, incenerito. Ti avverto che per andare a vedere il vulcano non sarà una passeggiata di questo tipo, ma sarà a volte Sì, peggio. io sono già stanca. Ma scusami, ma c'è veramente qualcuno che capisce qualcosa guardando quelle mappe lì? Mattia vuole credere di sapere la geografia e invece sapete da che cosa sa? Posso dire una roba, il bello doveva ancora venire. Cioè... Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Eccola! Sono due facce! No, tre! Questa è piccolina! Anche qui! Anche lì! Dove? È pieno! Dove? Belle quelle due! Ce n'è qualcuno anche lì? Sì. Oddio, non l'avevo neanche vista! Amore, qua qualcuno mi sa che ha saltato una faccia. C'è un'altra anche qua. Mentre la Irene si impegna a trovare ulteriori facce per poi rinfacciarmelo di non averle viste, intanto guardate noi che cosa abbiamo trovato qui. Ho perso il conto, ma qui amo ce ne sono 3. Una, Aspetta. Ok. 2 e 3. Ah sì. Un'altra lì e un'altra lì. Veramente ce ne sono tante, Comunque, amo, sei vergognoso perché le stai saltando tutte, me ne accorgo io. Cioè. Ok, allora il sentiero prosegue di là. Ecco, allora, se per andare sul vulcano c'è una salita di questo tipo, a me va più che bene. Altrimenti mi porti in groppa. Bene ragazzi, allora in teoria abbiamo finito le facce perché stiamo camminando dopo aver visto l'ultima da un bel po' e non ne abbiamo più viste, giusto? No. Quindi secondo me è un po' conclusa. Adesso proseguiamo la nostra camminata, guarderò un po' meno il telefono perché mi dovrà servire nel caso in cui ci perdessimo, perché è molto Speriamo probabile, visto che non siamo molto esperti, ma vi faremo sapere quando ritorneremo alla macchina. E io direi che possiamo andarci a fare uno sprizzetto dopo. Beh, anche a mossa. Ammirate questa meravigliosa vista.
La vedete questa salita? Ecco, abbiamo fatto tutto questo tratto qui in discesa e le mie ginocchia sono morte. Adesso stiamo andando a vedere delle rovine di un castello. Che figata! C'è qualcosa di bello? No. Comunque raga, siamo in una situazione molto critica, abbiamo cercato di prendere dei bastoni ma il mio è altissimo. Siamo arrivati! Yeah! Bene ragazzi, allora noi abbiamo finito, sono contento di aver fatto questo vlog anche perché l'ultimo vlog che abbiamo fatto tra l'altro è stato proprio quello dove andavamo in montagna a camminare. È vero, perché noi siamo esperti escursionisti. Esperti, quindi alla fin fine cosa dici? Allora siamo pronti per visitare questo vulcano? Sì, soprattutto per le discese. Per le ultime, vero? Bene, allora noi sicuramente vi faremo un altro vloggino mentre visitiamo Qualcos'altro? il vulcano. Ah beh, certo. Il vulcano e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!